Oggi siamo qui al Brennero per cercare di fermare tutto il falso Made in Italy che transita da questo valico, ma che può rappresentare benissimo tutti gli altri porti e valichi del nostro paese, dai quali entra sempre di più ancora tanto Made in Italy prodotto in altri paesi e spacciato come prodotto italiano. Questo sicuramente è un danno enorme per la nostra economia, per le nostre aziende, e quindi è giusto ritornare qui a ribadire la nostra attenzione verso questo fenomeno. Inoltre siamo prossimi alle elezioni europee, dobbiamo assolutamente portare avanti il discorso della reciprocità, ovvero siamo qui anche a ribadire che i paesi dai quali l'Unione Europea importa generi alimentari di ogni genere, dai cereali passando per latticini e quant'altro, devono assolutamente rispettare le stesse allora, che sono il camion che sta entrando